E per i bambini che cosa possiamo fare in questo periodo? Molti di noi sono genitori, qualcuno è insegnante, educatore, quindi abbiamo tutti a cuore i bambini. Prima cosa, come abbiamo già detto, è validarli, ascoltarli nelle loro emozioni, contenerle, normalizzarle. Capisco che sei arrabbiato, capisco che la mascherina è fastidiosa, è vero, lo capisco, dà fastidio anche a me, e ti spiego però a che cosa serve. A qualche livello questo aiuta il bambino anche a sopportare un po' di fatica. Altra cosa molto importante è spiegare le cose ai bambini. Vanno dette così come stanno, a seconda dell'età, perché siano comprensibili. Quindi io devo spiegare al bambino cosa sta succedendo col virus in questa fase, perché è importante indossare la mascherina in certe situazioni, perché è importante anche quando gioca con gli amichetti avere alcune attenzioni in più, quindi è molto importante. Contemporaneamente non trasferire su di lui le nostre ansie. Quindi io devo prima di tutto calmarmi, essere tranquillo, perché poi questo lo trasmetto al bambino, sia quando gli parlo ma anche nelle mie azioni, e per lui diventa tutto più sopportabile. Quindi va in qualche modo coinvolto nelle richieste che gli facciamo, perché inevitabilmente andiamo al parco e gli spieghiamo che dobbiamo disinfettare le manine e dobbiamo lavarle spesso a casa, in certi momenti deve mettere la mascherina, non può sbaciucchiare gli amichetti, deve stare un pochino a distanza, lui ha bisogno di capire il perché e che è protezione per lui e per gli altri. Questo gli dà anche un senso di autonomia e di fiducia e aiuta veramente il bambino. Un'altra cosa è rispondere alle domande e alle paure, sempre dicendo che è normale e agganciandosi ai dati di realtà, quindi dire al bambino il virus non tornerà più è una bugia perché noi non lo sappiamo. Questo al bambino non serve. Quello che possiamo dire, ad esempio, al bambino è non sappiamo in questo momento cosa succederà, ma ce l'abbiamo già fatta una volta, ma c'è qualcuno che se ne prende cura, vedrai che troviamo un modo per far andare le cose bene. È un pochino diverso. Questa è un'altra cosa importante per i bambini. Ovviamente è importante che riprendano la loro vita il più normale possibile, dal punto di vista sociale, scolastico, eccetera, aiutati anche in questa nuova modalità. Si devono un po' abituare alle mascherine delle maestre, ad esempio, quindi vanno proprio, come dire, aiutati a fare in questo passaggio. Vi ringrazio per l'attenzione.